coppia di giovani fidanzati in auto finisce in un lago a Porcia, la 24enne riesce a salvarsi, il ragazzo 29enne dominicano muore annegato, un residente e un poliziotto si tuffano per aiutarlo ma invano. Parla Umberto Zaia, uno dei soccorritori, era buio, ho fatto tutto il possibile per salvarlo ma non ce l'ho fatta, ricordo le urla disperate della ragazza. Avrebbe compiuto 36 anni ad agosto Matteo Cazzola, il vicentino morto ieri pomeriggio in Norvegia, travolto assieme ad altri 5 sci alpinisti vicentini da una valanga. Uno dei due compagni è in gravi condizioni. A Vicenza la famiglia di Matteo chiusa nel dolore, il vicino di casa lo conosco da quando ero piccola, pensione a Isola Vicentina per le condizioni del più grave tra i feriti. Il poliziotto indagati per aver picchiato un minorenne padovano controdenunciano la vittima. Il 17enne, secondo l'accusa, ha reagito con violenza al controllo provocando la lussazione di una spalla ad un poliziotto. Dopo mesi di ritardi, giovedì 6 aprile, l'inaugurazione dell'innesto tra Superstrada Pedemontana Veneta e A27 al casello di Spresiano, il taglio del nastro del ministro Salvini con Zaia. È il collettivo inglese che si chiama FAT e si definisce una squadra professionista di parkour a rivendicare il tuffo dal Palazzo di Venezia che ha fatto infuriare il Comune e il Veneto. Aspettando la dunata degli alpini questa sera dalle 21 in diretta dal Duomo di Motta di Livenza, vivremo le emozioni alpine dei brani più suggestivi e indimenticabili interpretati dal coro dei cori. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano con la tragedia di Porcia, a perdere la vita annegato in un laghetto un ragazzo di 29 anni i cui familiari risiedono a Montebelluna. Era in auto con la fidanzata con cui pare stesse litigando. Un residente e un poliziotto si sono tuffati per tentare di salvarlo. La macchina è andata dritta praticamente sulla curva, poi la ragazza è riuscita a uscire dall'auto da sola, penso dal finestrino, ed è arrivata fino sotto casa qua. E sotto casa qua urlava e noi abbiamo sentito le urla, io ho aperto la serranda della camera da letto e lei urlava che la macchina era andata dentro il lago. Non sono ancora le 5 del mattino in via Cartiera, Rorai Piccolo di Porcia, quando le urla di una ragazza svegliano Massimo Pinavaria e Umberto Zaia, residenti in questa palazzina vicina al lago. Ci sono una giovane di 24 anni sotto shock e un'auto capovolta nell'acqua a qualche centinaio di metri di distanza. All'interno dell'abitacolo un 29enne domenicano, Hector Moises Benzant, residente a Pordenone con i familiari nel Trevigiano in zona Montebelluna. Umberto e Massimo non ci pensano due volte e si precipitano in strada. Siamo andati, la macchina era proprio in fondo ed ha rotto la recinzione e si è ribaltata proprio al contrario. L'illuminazione per motivi di risparmio era tutta spenta, quindi era tutto buio. Se non c'erano le 4 frecce della macchina non si vedeva neanche la macchina e Umberto si è buttato in acqua, per fortuna toccava, però ha preso la maniglia ma scattava a vuoto e non si riusciva a aprire la porta e poi comunque non si vedeva. Sono attimi disperati, ogni secondo è prezioso, arrivano anche i soccorsi, il SUEM, i vigili del fuoco, la polizia con un agente che a sua volta si getta in acqua e raggiunge Umberto Zaia. Il giovane alla fine viene tirato fuori dall'auto ma è troppo tardi, l'ultimo respiro in ambulanza. A finire in ospedale a Udine la giovane donna e il poliziotto, entrambi in stato di ipotermia. Scattano poi la fase del recupero della macchina e quella delle indagini. La traiettoria dell'auto è come impazzita in questo tratto di strada, prima l'invasione della corsia opposta, poi l'urto contro il marciapiede, da qui la carambola con la rete metallica che viene squarciata. L'ipotesi investigativa è che i due giovani, prima dell'impatto, stessero litigando, spazzati via anche alcuni fiori a memoria di un altro incidente mortale avvenuto qualche anno fa. Hector lavorava nel ristorante a ridosso del laghetto, dove restano la disperazione e lo shock, ma anche una serie di gesti di eroismo. Umberto è uscito, però ha preso un sacco di freddo, infatti me l'hanno fatto portare a casa, l'abbiamo messo sotto la doccia che non sentiva più gli arti, si è ripreso e poi è tornato dopo. Io invece sono rimasto lì e ho visto che hanno tirato fuori il ragazzo, l'ha messo sulla barella, ma i rianimatori hanno fatto quello che potevano. Mi sono tuffato, la ragazza mi chiedeva di fare qualcosa, mi sono sentito impotente, le parole di Umberto Zaia, l'uomo che ha tentato di tutto per salvare il 29enne, era buio, pesto, ci ha detto.
Ho sentito queste grida, aiuto, 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 ma al momento mi sveglio di colpo e non è che... Dopo si ripetevano, aiuto, aiuto. Al momento ho pensato una ragazza da sola, non so che ora era notte, ho detto, mi è venuto così, ho detto magari è qualcuno che qualcuno sta cercando di fare violenza, non so, qualcosa. Poi a un certo punto è caduto sul lago, sta morendo, io ho tirato sulle tapparelle, ho visto questa ragazza, ma al momento anch'io mi sveglio così, ma come, chi sta morendo? Donne sul lago? Sì, siamo caduti, venga. In quel momento l'unica cosa, ho preso il telefono, ho fatto, non so neanche cosa ho fatto, 112, 113, non so neanche, nello stesso tempo mi mettevo sulle scarpe, dopo ho avvisato, guardi che qui c'è una ragazza che mi chiede aiuto, adesso scendo, vado giù, non ho fatto il giro per la strada, sono andato da sotto che è tutto buio, la strada non era illuminata, era tutto buio. Ho visto questa ragazza che era disperata, era proprio, guardi, se penso alle parole che, in un momento sono andato là, ma cosa potevo fare io? E dopo la ragazza si è buttata dentro di nuovo, io sono andato dietro, anch'io, faccia qualcosa, cosa potevo fare? La macchina era capovolta. Non si vedeva niente, era tutto nero. Ho provato a tastoni le portiere, ma erano chiuse. Dopo in lontananza ho sentito queste sirene e ho detto l'acqua era ghiacciata. Ma sono entrato un momento, era ghiacciata, poi non sentivo più niente. A saperlo, magari se mi portavo un martello, quei secondi là, cosa fa uno? Uno dei due poliziotti si è buttato dentro con me e gli ho detto hai per spaccare il lunotola, ma erano passati minuti, già da quando che lei è arrivata lì, perché non so quanto tempo la ragazza è stata a urlare magari dall'altra parte, non lo so, e dopo è venuta su qua, erano già passati minuti. Io non so se le strade devono essere illuminate, per me sì, punto e basta, se magari le luci si spengono in altri momenti, con questo non voglio dire che è responsabilità però tutto un insieme, non lo so. Non ha esitato, si è buttato. Cosa devo fare? Mi sono buttato, questa ragazza che ha fatto il possibile e l'impossibile, si è ributtata dentro nonostante tutto il freddo, che era tutta si è ributtata dentro. Io adesso non voglio neanche pensare alle due famiglie. È molto provato. Quando sei là impotenti, cosa si fa quando si è impotenti di fronte a... Io mi giravo, c'era solo questa ragazza che mi diceva fa qualcosa. Però lei ha fatto tanto. Non so, io sono qua che ancora che penso, forse se prendevo il martello andavo giù subito senza telefonare, ma non so quanto sono stato dentro, non so, ma l'impotenza di fronte a certe cose. Continuiamo con la cronaca. Avrebbe compiuto 36 anni ad agosto Matteo Cazzola, il vicentino morto ieri pomeriggio in Norvegia, travolto assieme ad altri 5 sci alpinisti vicentini da una valanga. Uno dei suoi compagni è in gravi condizioni. Il boato improvviso è il muro bianco che li travolge. Matteo scompare e gli amici vengono catapultati tra gli alberi. Pochi istanti e si consuma la tragedia sul picco del Cavering Tinden in Norvegia, 1300 metri di altezza, meta ambita dagli sci alpinisti di tutto il mondo. Erano in 8, tutti da Vicenza, una comitiva di amici in ferie condotti da una guida alpina vicentina. 3 si sono salvati scegliendo di non partecipare all'escursione e restando in albergo. Gli altri 5 invece sono partiti, con loro il 35enne Matteo Cazzola. Quella che li ha travolti ieri pomeriggio è una delle 4 valanghe che si sono abbattute in poche ore nel nord della Norvegia, provocando altri 3 morti. Le autorità, riferiscono i media locali, avevano avvertito giovedì di un grande rischio di valanghe nella regione. Il dramma dei vicentini si è consumato al limitare di un bosco nel momento in cui i 5 stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti. Altri hanno sbattuto contro gli alberi. 2 sono illesi, uno è ferito in modo lieve, un altro è in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale di Tromsø dopo l'arrivo non semplice dei soccorsi nella zona della valanga a causa delle pessime condizioni meteo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per Matteo Cazzola invece non c'è stato nulla da fare. La conferma è arrivata dalla Farnesina dopo le informazioni ricevute dal portavoce della polizia locale, Morten Pettersen. Residente in città, avrebbe compiuto 36 anni ad agosto. Esperto di ambiente ed energia, amava profondamente la montagna e lo sport in generale.
Nel capoluogo berico vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della tragedia ieri sera e che ora stanno organizzando il viaggio drammatico per recarsi in Norvegia. Matteo Cazzola viveva in città a Vicenza. Siamo andati nel suo quartiere a raccogliere testimonianze di chi lo conosceva. Non vogliamo rilasciare nessuna intervista. I familiari di Matteo Cazzola, il vicentino morto travolto da una valanga in Norvegia, non hanno voluto incontrare i giornalisti. Si sono chiusi nel loro silenzio, nel dolore della loro abitazione, nel quartiere Anconetta, dopo la visita di una volante della polizia ieri sera che si è presentata a portare la drammatica notizia. Matteo non sarebbe più tornato nella casa in cui era nato e cresciuto e dove lo ricordano i vicini. Vedevano che giocavo con la sorella al tennis, dopo ciao e basta. Un ragazzo che viveva qui da sempre. Sì, viveva sempre. Sì. Che idea si è fatto se dovesse descriverlo così? Montoso, bravo Toso, che cosa posso fare? Era fatto, era avventuroso. Avventuroso, basta perché non ho più parole. Grazie comunque. E la famiglia la conosce? Sì, la conosco perché la mamma conosce anche papà. Un dolore immenso. Immenso, sì. Matteo avrebbe compiuto 36 anni il prossimo agosto, una persona che sprizzava entusiasmo e vitalità, era un esperto di energia e ambiente, uno sportivo che praticava diverse discipline ma che nel cuore aveva un grande amore per la montagna. Andare in Norvegia sul picco del Kvaerner era un'opportunità che non poteva perdere, come anche purtroppo il suo appuntamento con il destino. Il sindaco Francesco Rucco ha espresso il suo cordoglio a nome della città. Ho saputo già nelle scorse ore che era accaduta questa tragedia, una vittima vicentina, un ragazzo, e subito la mente è corsa alla Marmolada l'estate scorsa. Dire di non farlo è impossibile perché la passione supera anche la paura e da questo punto di vista va dato atto che sono uomini che amano le montagne e le montagne vanno amate. Però va espressa tutta la solidarietà alla famiglia, la vicinanza e il cordoglio da parte dell'amministrazione di Vicenza perché è un vicentino, un ragazzo come noi e quindi da questo punto di vista c'è molta tristezza in città. L'intenzione è quella di incontrarsi, si sente con la famiglia, magari le prossime ore, i prossimi giorni? In questo momento naturalmente lasciamo la famiglia a una riflessione personale, non vogliamo disturbare, però sicuramente se c'è la possibilità ci piacerebbe incontrarli per esprimere dal vivo la nostra vicinanza. Pietro De Bernardini, il 26enne gravemente ferito dalla valanga, originario di Isola Vicentina, è ricoverato all'ospedale di Tromsø. Il sindaco Francesco Gonzo ha sentito i genitori e l'ambasciata di Oslo. Sì, quello che mi risulta è che Pietro sia il più grave. Il sindaco di Isola Vicentina si era recato anche questa mattina nell'abitazione dei familiari di Pietro De Bernardini per offrire la vicinanza della comunità e condividerne le preoccupazioni. Pietro si era diplomato al liceo Lioi di Vicenza e dopo aver frequentato il corso di ingegneria matematica al Politecnico di Milano si stava per trasferire a Bologna. La drammatica notizia del suo infortunio in Norvegia non si era ancora diffusa nel vicinato e ha scosso i presenti. Con la macchina? No, con la valanga, è stato travolto da una valanga. Era un appassionato di montagna. Come l'altro ragazzo qua? Sì. Come Bari? Mamma mia. È un ragazzo tranquillo, ma comunque sì, pieno di vita, un ragazzo normale, insomma, come i miei, pieno di interessi, sì, studiava, un bravo ragazzo, insomma. Pietro, sì, beh, un ragazzo che lui, come si dice, è sportivo anche nel centro, senso. 26 anni in questo momento. 26 anni, speriamo sia tutto bene. Arrivano con il contagocce le notizie dell'ospedale di Tromsø, dove tuttora è ricoverato Pietro. Molto probabilmente è stato tra gli escursionisti sbattuti contro gli alberi dalla valanga. Apparentemente cosciente, le sue condizioni sono state definite critiche. I genitori si stanno preparando per raggiungerlo. Sono in contatto con l'ambasciata italiana in Norvegia e le notizie naturalmente sulla salute dei superstiti non trapelano in maniera facile dagli ospedali perché c'è una stretta legge sulla riservatezza. Comunque l'ambasciata si è dichiarata disponibile per tutte quante le pratiche per i parenti, per avvicinarsi ai congiunti e per i rientri necessari, insomma.
Ed ora andiamo nel Padovano. I poliziotti indagati per aver picchiato un minorenne padovano controdenunciano la vittima. Il 17enne, secondo l'accusa, ha reagito con violenza al controllo, provocando la lussazione di una spalla ad un poliziotto. La questura di Padova ha controdenunciato il 17enne padovano che insieme alla sua famiglia ha denunciato 4 poliziotti della squadra mobile di averlo picchiato durante un controllo antidroga. I 4 agenti sono indagati dalla procura per lesioni personali, abuso d'ufficio e calunnia. Secondo il ragazzo, la notte del 16 dicembre 2022 lo avrebbero percosso dopo averlo scambiato per uno spacciatore. I referti del pronto soccorso parlano di traumi e contusioni. Secondo la ricostruzione della questura, quella notte di dicembre i poliziotti della squadra mobile avevano notato in strada il ragazzo avvicinare un coetaneo e dopo un brevissimo contatto allontanarsi entrambi in direzioni opposte. Un comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fare un controllo sui 2 ragazzi. Mentre uno dei 2 ragazzi ha mostrato i documenti, l'altro, ovvero il 17enne in questione, ha tentato di fuggire spingendo violentemente uno dei poliziotti, che è caduto a terra riportando contusioni e una frattura dello scafoide con prognosi di 40 giorni. Un altro agente aveva riportato invece traumi contusivi e una prognosi di 3 giorni. Il 17enne ha sempre raccontato di aver reagito con agitazione perché non aveva capito che fossero poliziotti e credeva invece si trattasse di una rapina. La questura invece afferma che per ben 3 volte gli agenti avevano mostrato il tesserino distintivo. Il ragazzo era stato denunciato e poi riaccompagnato a casa. I genitori del minorenne però hanno denunciato i poliziotti. Nei giorni scorsi in procura è stato ascoltato anche il coetaneo che era presente quella notte. Nel suo caso il controllo era avvenuto in modo regolare. Dopo aver capito che si trattava di poliziotti, aveva mostrato i documenti ed era stato subito lasciato andare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora della superstrada pedemontana veneta. Giovedì 6 aprile l'inaugurazione dell'atteso innesto con la 27 al casello di Spresiano, ad annunciare il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che tornerà dunque nella Marca giovedì per il taglio del nastro con il governatore Luca Zaia in prima fila. Proprio Zaia aveva previsto l'apertura dell'innesto entro la fine dell'anno scorso, ma una serie di ritardi hanno fatto slittare l'inaugurazione di quasi 4 mesi. Con l'innesto ultimato in questi giorni, la pedemontana è completa nel tratto più a est, rimane da ultimare il tratto fino a Montecchio, atteso entro la fine del 2023. A far discutere sono sempre i costi dell'opera, 3 miliardi di euro per la realizzazione, ma se i pedaggi non saranno abbastanza sarà la Regione a dover dare altri soldi al concessionario privato SIS. Il consorzio riceverà per i prossimi 40 anni un contributo straordinario da 300 milioni di euro, oltre ad un canone annuo destinato a toccare i 332 milioni di euro entro il 2059. In totale, quindi, il costo dell'intera opera arriverebbe a 12 miliardi di euro. Ed ora invece parliamo del caso che è avvenuto a Venezia. È il collettivo inglese che si chiama FAT e si definisce una squadra professionista di parkour a rivendicare il tuffo dal Palazzo di Venezia, che ha fatto infuriare il Comune e il Veneto. A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido. Lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Come faceva a presagire il massiccio dispiegamento di videocamere, l'autore del tuffo del Palazzo di San Pantalone e i suoi complici si sono identificati da soli, da Londra. Giusto il tempo di montare in un filmato questa, come altre imprese compiute in quelli che definiscono 3 giorni di selvaggia avventura a Venezia, e postarle con un titolo provocatorio indirizzato proprio al primo cittadino, sfidando gli avvertimenti del sindaco. Si tratta di un collettivo inglese, FAT, che si definisce una squadra professionista di parkour. All'inizio del video si raccomanda di non provare a fare ciò che si vede. I protagonisti sono atleti professionisti con un lunghissimo allenamento alle spalle. Come ricostruito dai residenti, la salita sul tetto di San Pantalone è avvenuta arrampicandosi sulle impalcature che si trovano dietro al palazzo. Che in canale ci sia un costante passaggio di barche se ne accorge anche il tuffatore. Una volta in cima, per un attimo l'idea di rinunciare. Dopo il tuffo, il gruppo si rende conto che la gente è arrabbiata, dice uno di loro. Nel sottopancia del video c'è scritto addirittura che la città li odia. Tanto non tornerò più a Venezia, dice quest'altro ragazzo, nel mezzo di un quarto d'ora di video che un susseguirsi di acrobazie pericolosissime, dove un mezzo passo falso può avere conseguenze gravissime se non mortali.
I divieti d'altronde esistono non per il gusto di proibire qualcosa, ma perché non si commettano azioni pericolose per sé e per gli altri. Se non li si rispetta, anche la più ardita prestazione sportiva si riduce ad una bravata che, quando non finisce male, viene premiata con una multa. Il sacerdote padovano Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi, ha raccontato di aver sentito al telefono Papa Francesco dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. È bastata una sua telefonata appena rientrato a casa per risentire l'ardore del grande generale, pronto a ritornare in sella, a scendere nell'arena. Grazie a tutti quelli che in questi giorni hanno pregato per Pietro Francesco, continuiamo a farlo. Don Marco Pozza, il sacerdote padovano, cappellano del carcere Due Palazzi, molto amico e vicino a Papa Francesco, annuncia sui social di aver sentito al telefono il Santo Padre subito dopo le sue dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato. Il Papa ha annunciato che celebrerà la messa della Domenica delle Palme. Nei giorni scorsi Don Marco, sempre nella sua pagina social, aveva invitato tutti a pregare per il pontefice. C'è un popolo immenso che, seguendo lui, avverte il profumo di Dio. Anche a questo forse servono i momenti di fatica a far brillare l'affetto che il male certe volte tiene nascosto, conclude Don Marco. Era l'ultima notizia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme con condizioni molto instabili è la prima perturbazione del mese di aprile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la pressione atmosferica diminuisce, al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. A seguire aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a carattere sparso. Temperature in calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 15 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente bel tempo, col passare delle ore cielo variabile con qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più ampie al mattino e possibilità invece di rovesci sparsi nel pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.